Sindaco Botteon, questa mattina il territorio di San Pietro di Feletto ha ricevuto una notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. Una signora 62enne purtroppo ha perso la vita per esalazioni di monossido di carbonio. Lei è venuto anche questa mattina sul posto, chi l'ha avvisata? Sì, c'è stato uno scambio di messaggi con l'assessore Pompeiano che tra l'altro abita qua a fianco, che mi aveva avvisato appunto del fatto. Sono venuto questa mattina, c'erano in corso le operazioni da parte dei vigili del fuoco e ovviamente degli operatori del SUEM. Dopo sono arrivati anche la pattuglia della polizia del commissariato di Conegliano per i rilievi del caso. Insomma, una fuoriuscita di monossido di carbonio che purtroppo per la signora alla signora non ha lasciato scampo. Lei sa chi ha dato l'allarme per primo, come si sono La accorti? vicina di casa, perché non vedendo la signora alzarsi, mi diceva che verso le 9:30 è arrivato un collega della signora che tra l'altro lavorava all'istituto della nostra famiglia qua di Conegliano, che ha chiesto se aveva visto la signora perché non era arrivata al lavoro sostanzialmente. E ha visto che era ancora tutto chiuso e probabilmente hanno capito che c'era qualcosa che non andava e hanno avvisato le forze dell'ordine. Di fronte a questa tragedia così inaspettata, lei cosa si sente di dire come sindaco del territorio? Purtroppo sono tragedie che si crede, si spera tante volte egoisticamente che non possono succedere nei nostri territori. La manutenzione delle caldaie, la manutenzione degli impianti di riscaldamento è essenziale. Ovviamente non sappiamo qual è la causa di questo malfunzionamento, se malfunzionamento c'è stato. Non si parla di una stufa, in questo caso si parla di una caldaia. Speriamo che siano casi isolati perché effettivamente è vero che è un male silente. La signora probabilmente si è addormentata a letto e non si è più risvegliata, per cui, come ho detto anche ai suoi colleghi, secondo me in questo periodo invernale o pre-invernale, insomma, la manutenzione di tutto quello che è l'impianto di riscaldamento è essenziale in un'abitazione.